Cellulare. Adesso mi sposto per un attimo insieme alla nostra Giulia Clarizio, notaio, ma che notaio, averli tutti così, notaio, buongiorno. Come sta? Bene. Tutto bene. Molto elegante questa mattina. Allora abbiamo parlato anche solo lei. di successione. Devo dire le hanno scritto in tanti qui a Una Mattina e sono state tante le questioni, tante domande. La prima, che cos'è la cosiddetta quota di legittima? Non lo so nemmeno io, notaio. Allora è importante che lo scopriamo insieme. Noi sappiamo che ci sono alcuni soggetti, alcuni parenti stretti, soprattutto i figli, il coniuge e in mancanza di figli anche i genitori, che hanno diritto comunque di ricevere una quota quando viene a mancare il padre o il coniuge. Questa è la quota di legittima, cioè quella quota che si chiama anche necessaria, quella quota che comunque deve essere riservata ad alcuni parenti stretti. Ecco, parenti stretti per cui vogliamo ricordare a chi spetta, notaio? Allora spetta ai figli e al coniuge, in mancanza di figli anche ai genitori, addirittura agli ascendenti, cioè ai genitori dei genitori e non in mancanza di se ci fossero, ovviamente. Attenzione, altra domanda, se in un atto testamentario non viene presa in considerazione questa quota, la quota di legittima, si va contro legge o no? Si può fare o no? Allora, diciamolo subito che si può fare, perché molti pensano che il notaio non ti farà un testamento in cui tu non prendi in considerazione i figli. Io che cosa dico? Do la possibilità, facendo il testamento è il massimo della nostra libertà. Quindi un soggetto che vuole lasciare ad esempio nominare erede universale, lasciare tutto al proprio coniuge, se lo fa pur avendo dei figli, che cosa dà? Dà la possibilità, dico io, ai figli in fondo di accettare questa volontà del padre. Questo non toglie assolutamente ai figli il diritto di pretendere la loro quota di legittima. Attenzione, parliamo di soldi e di tasse, in particolar modo delle tasse di successione. Su queste tasse di successione... Quanto dobbiamo pagare? Chi deve pagare? Allora, ricordiamoci che più è stretto il vincolo di parentela e più basse sono le tasse, le imposte propriamente dette di successione. Allora c'è una franchigia di imposte di successione tra genitore e figlio e tra coniugi di 1 milione per ognuno dei soggetti, nel senso che se io ho 5 figli avrò 5 milioni di franchigia, uno per ogni figlio. Solo dopo quel milione si comincia ad applicare l'imposta. Però a volte uno dice: ma come notaio, non dovevo pagare imposte di successione e invece lei mi sta chiedendo alcune imposte? Se si tratta di immobili abbiamo comunque sempre le imposte ipotecarie e catastali che sono pari al 3%. Importante anche ricordarci che c'è una franchigia particolare, questa sempre, sia che si tratti di figli sia che si tratti di fratelli, pari a 1.500.000, che è quello che riguarda un forte portatore di handicap. Altro quesito posto ai nostri telespettatori, perché noi siamo sempre al loro servizio, caro notaio, fa riferimento all'eventualità di effettuare testamento con obblighi a carico dell'erede. Che cosa è bene sapere e soprattutto qual è poi l'operato del notaio in questo senso? Sì, diciamo che questa è un'occasione proprio per trovare delle soluzioni molto particolari a delle situazioni specifiche. Io voglio lasciare erede ad esempio un figlio, ma voglio che il mio coniuge sia assistito, oppure che il mio coniuge abbia un certo mantenimento, addirittura una rendita fissa. Io posso in questo modo predisporre questo, posso sia decidere che gli venga dato qualcosa, sia che venga fatto qualcosa a favore di questa persona. Per cui continuate a scriverci, Una Mattina via Goia numero 30095, se volete avere dei consigli, delle risposte dal nostro notaio. Grazie ancora a Giulia Clarizio, ci vediamo giovedì prossimo, come tutti i giovedì, grazie a lei. E adesso via le previsioni del tempo, cari amici.